Con la pubblicazione della graduatoria definitiva dei GAL, gruppi di azione locale, parte la nuova programmazione sulle strategie di sviluppo locale nei territori dell'isola, che prevede lo stanziamento di 180 milioni di euro per lo sviluppo rurale nei comuni siciliani. Ammesse a finanziamento 23 aggregazioni territoriali costituite in partnership tra enti pubblici e aziende private. Ogni GAL potrà gestire dai 3 ai 7 milioni di euro per investimenti sulla diversificazione agricola, interventi in tecnologie della comunicazione e dell'informazione, ripristino di piccole infrastrutture rurali, programmi di agricoltura sociale per soggetti svantaggiati. Queste strategie previste nel PSR andranno ad integrarsi con gli interventi infrastrutturali finanziati con il PO-FESR, collegamenti viari, interventi ambientali e di recupero monumentale. Nella nostra provincia 2 sono i GAL finanziati, quello dei Sicani con la dotazione di risorse pari a 4 milioni e 400 mila euro e il GAL Centro Meridionale con una dotazione FESR di 5 milioni e 100 circa, presieduto dal sindaco di Ravanusa, dottor Carmelo D'Angelo. Abbiamo preso da qualche giorno la graduatoria che è stata pubblicata dall'assessorato all'agricoltura e il GAL Centro Meridionale è stato ammesso a finanziamento. Sicuramente è un programma vasto e interessante, ce lo illustri. Sì, è una grande soddisfazione per noi, ma soprattutto per il territorio agrigentino e quello in particolare della Sicilia Centro Meridionale, che abbraccia più di 12 comuni della nostra provincia. Un risultato che è stato raggiunto grazie al lavoro del GAL, che ha presentato questo progetto per un programma di sviluppo locale e che vedrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni tanti investimenti nel territorio a sostegno delle nostre imprese e a sostegno degli enti locali. La prossima settimana saremo ricevuti dall'assessore Cracoligi proprio per formalizzare gli adempimenti e credo che già dal mese di luglio-agosto diventeranno operativi i bandi e potremo dare risposte al nostro territorio. Ecco, quest'anno questo nuovo bando rispetto al precedente ha tantissime novità, ad esempio? Sì, un'attenzione particolare al territorio, allo sviluppo rurale, abbiamo voluto appostare risorse maggiori per le imprese che puntano sul turismo e sull'artigianato, naturalmente collegate alla ruralità, e certamente sarà un momento di crescita per i paesi che hanno aderito al GAL sia come soci sia come partner. L'ambito in cui si muove è stato anche allargato? Sì, mentre con la precedente programmazione c'era esclusivamente un finanziamento di natura rurale e quindi collegata esclusivamente all'agricoltura, questa volta si è puntato pure sullo sviluppo turistico e quindi in sinergia questi due settori, il settore agricolo e il settore turistico, potranno garantire sviluppo e occupazione e investire al meglio queste risorse che ci pervengono dalla Comunità Economica Europea.